Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a Bagnoli in provincia di Padova e saremo ospiti della tenuta di Bagnoli. La tenuta di Bagnoli ha un impianto di biogas da 1 megawatt e 450 ettari che gestisce per alimentare l'impianto. Vedremo adesso con il titolare Giovanni Musini che cosa ci racconterà, come è cambiata la sua azienda grazie agli impianti biogas. Buongiorno Giovanni e grazie per ospitarci oggi nella tua azienda. Quando è nata Tenuta Bagnoli? Allora, buongiorno innanzitutto e benvenuti in azienda Tenuta di Bagnoli. L'azienda l'ho presa in mano nel 2002, esisteva però da molto prima, quando era un'azienda molto più ampia, del doppio di superficie, assieme alla Dominio di Bagnoli, dalla quale adesso siamo separati. Ok. Da quando hai iniziato questa nuova gestione, una delle novità che hai introdotto negli anni è stata la realizzazione di 2 impianti biogas. Che cosa è cambiato da quando sono arrivati gli impianti all'interno dell'azienda? Allora, la Tenuta di Bagnoli ha fatto un impianto a biogas nel 2009 ed è andata a integrare quello che era l'attività principale di una volta, che era l'allevamento. Quindi senza dover cambiare sostanzialmente l'organizzazione aziendale abbiamo cambiato completamente il tipo di produzione e siamo riusciti anche ad aggiungere l'ottimizzazione dell'utilizzo dei sottoprodotti. Nel caso del biogas è appunto il digestato, che è molto più gestibile rispetto al liquame bovino, sia dal punto di vista della meccanica, della tecnica per lo spargimento, sia per quello che è l'effetto immediato che ha sulle piante. Parlando proprio del digestato, hai notato dei cambiamenti nell'utilizzo del digestato o continui ad utilizzare ancora concimi di sintesi? I concimi di sintesi continuiamo ad utilizzarli in maniera molto più ridotta. Il digestato ha portato un importantissimo cambiamento nella struttura del terreno, perché ha migliorato la sostanza organica, che con lo sfruttamento degli anni passati era in costante diminuzione. Avevamo dei valori che erano vicini alla desertificazione e questo rendeva molto preoccupante questo aspetto di fertilità del terreno. Con l'utilizzo del digestato abbiamo visto che si è invertita questa tendenza, la sostanza organica presente nel terreno sta pian pianino aumentando e questo è un effetto molto positivo che si associa alla diminuzione dell'utilizzo di concime di sintesi come gli azotati specialmente. Mi dicevi prima, finché chiacchieravamo, che utilizzi anche il digestato in maniera un po' particolare per sostituire la plastica. Beh, il digestato abbiamo scoperto che ha moltissimi usi, specialmente se separato, perché la parte liquida la si usa quasi esclusivamente per fertilizzare i terreni, mentre la parte solida può essere usata sia per migliorare in alcune zone dove ci sono presenze sabbiose molto importanti la struttura del terreno, sia può essere usato come copertura delle trincee dove viene mantenuto il trinciato della coltura che poi utilizzeremo per alimentare il biogas, perché ha delle caratteristiche che lo fanno essere un ottimo conservante, quasi come i materiali plastici usati per la copertura. Non si riesce ad avere una produzione sufficiente per fare la copertura di tutte le trincee, quindi dobbiamo comunque usare una parte di materiali plastici, però l'utilizzo del digestato ci ha permesso di ridurre questo utilizzo ed è un prodotto che poi ritorna nel ciclo di digestione e quindi viene ulteriormente sfruttato per la produzione di biogas. In una zona vocata all'agricoltura come è Bagnoli, ha cambiato qualcosa l'inserimento del vostro impianto nel territorio? Beh, diciamo che il nostro tipo di impianto è autorizzato per l'utilizzo di colture dedicate, cosa che adesso è decisamente stata messa in discussione, a mio avviso anche in maniera inappropriata, perché proprio rispondendo alla tua domanda, l'utilizzo delle colture dedicate
ci permette di coinvolgere nell'impianto anche dei produttori locali fino a delle distanze di 10-15 km che ci danno il loro prodotto mais trinciato e gli dà una rendita che è senz'altro maggiore a quella che potrebbero sperare di avere facendo granella per il mercato. Quindi diciamo forse anche con un po' di presunzione che contribuiamo ad evitare che molte aziende smettano di produrre perché non è più conveniente. È materiale assolutamente pulito, non ha odori, non crea nessun tipo di problema ambientale, è mais, è sorgo, è triticale, è barbabietola. Appena appena si riesce a sentire l'odore. Questo che vedete è un sistema di spandimento del liquame dopo la separazione liquido-solido, quindi qui viene utilizzata solo la fase liquida ed è un sistema che permette lo spargimento del liquame senza nessun effetto sgradevole come la presenza di mosche o d'odori che comunque non ci sono di suo. Il sistema è un sistema molto lento e efficace, permette anche di non causare un ulteriore calpestio al terreno come si farebbe utilizzando invece le botti o altri sistemi. Questo è un altro degli utilizzi del digestato, come ti anticipavo prima, in questo caso lo stiamo utilizzando su un vigneto. Non lo utilizziamo su tutta la superficie, ma solamente nelle superfici che hanno una presenza di sabbia o una mancanza di sostanza organica tale da richiedere l'utilizzo di digestato. Tutti gli anni glielo portiamo, lo distribuiamo sul terreno e l'effetto è assolutamente visibile. Oggi grazie a Giovanni Musini dell'azienda Tenuta di Bagnoli abbiamo visto come il digestato può essere utilizzato in varie maniere, dall'utilizzo in campo per la fertilizazione piuttosto che per la copertura dell'insilato mais che verrà poi utilizzato come dieta all'interno dell'impianto di digestione anaerobica. Vedremo con la prossima intervista come la realizzazione di un impianto biogas ha portato innovazione alle tradizionali attività dell'azienda. Grazie mille a tutti e alla prossima puntata.